Lo schianto prima di pranzo ancora senza un perché. Igor Schiocchetta, 45 anni, di Trechiana di Borgo Valbelluna, è morto sul colpo precipitando a bordo del suo elicottero, un CH-7C1 monoposto, sul greto del Meduna, nella zona di Sequals, in provincia di Pordenone. Un testimone ha riferito di avere visto il velivolo roteare in modo anomalo e poi sparire. Davanti a Igor Schiocchetta volava l'amico di una vita, Alessandro Bogo, consigliere dell'Aeroclub di Belluno. Erano partiti assieme stamattina, sembra, per andare a ritirare il monoposto di Igor, un ultraleggero tra i più venduti e i più sicuri, e probabilmente una volta recuperato il mezzo stavano rientrando a Belluno. Bogo, che potrebbe aver visto precipitare l'amico, è atterrato con il suo velivolo a poca distanza. Davanti ai suoi occhi solo rottami. L'allerta all'aeroporto di Aviano ha mobilitato i soccorsi. L'area dello schianto è stata delimitata, la raccolta di elementi utili alle indagini immediata. Con i carabinieri nella zona anche i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell'emergenza sanitaria regionale. La notizia della morte di Igor Schiocchetta, titolare di un'azienda di pitture e verniciature a Trechiana, ha sconvolto la comunità bellunese. Igor era molto conosciuto per la sua professione e soprattutto per la sua passione per il volo. Aveva conseguito più abilitazioni. Volava con il deltaplano, con l'Aliante e con il suo elicottero. Pilota espertissimo, con una profonda conoscenza del territorio di tutto l'arco alpino, dice di lui Davide Zampieri, vicepresidente dell'Aeroclub di Belluno. Ma Igor Schiocchetta amava anche i motori. La sua ultima gara lo scorso novembre al 39esimo Rally di Bassano. Schiocchetta lascia 2 figli e attorno a loro si sono stretti familiari e amici.